fare che io cammino, ci devo incontrare. Finalmente sono faccia a faccia, ma non posso mangiare. Egli tiene la croce, solo si guardano, una lieberezza e di violenza, la madre riesce a baciare. Da quel bacio, Gesù si sente rifornito dallo schifo dell'ultimo bacio, quello di Giuda. Padre, o piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu tra le donne. Con il cielo del Signore, a te la spada, trafiggerà l'anima. L'uomo è l'ultimo di Dio è il Signore, fatto dalle mani di Dio. Volgendosi a loro, Gesù disse: figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma per voi stessi piangete per il vostro figlio. Dio del Calvario salvante l'eco del pianto di tutte le madri, ogni terra, contattate, alziamoci sui propri figli. Di essi Gesù abbandonò lo sguardo di sua madre. Quante bare bianche, quante innocenze infangate, quanti corpicini martoriati, quanti orfani. Gesù ricorda i piccoli innocenti di Betlemme e di tutto il mondo. Un coro straziante di pianti e lamenti. Rachele piange ancora i suoi figli. Gesù non sei La Veronica. Il volto di Gesù è diventato una maschera di sangue. Una donna, la Veronica, ha guardato a lungo quel viso così bello, così turbato, ha fremuto per quell'indicibile sofferenza. Non potendone più, ha urtato i soldati, si è fatta strada in mezzo a loro e è arrivata davanti a Gesù e con mano delicata e tremante ha asciugato il suo volto. Quei lineamenti insanguinati forse sono rimasti impressi su quel velo. Certamente nel suo cuore. gente
verità fiorisce gentile questo gesto di donna. Un fazzoletto passato con trepida mano sul volto sfigurato e tumefatto. Tornano a brillare gli occhi di Gesù, riconoscenti per quella mano, per quella voce antica, dolcissime. Le sembianze di Gesù si imprimono sul velo e nel cuore della Veronica. In lei I soldati, vedendo il condannato sempre più stremato, presero un contadino che passava di lì, Simone il Cireneo, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Quel poveraccio ce l'aveva già la sua croce da portare. Il lavoro è duro e magro nei campi, ma è proprio chi è abituato a soffrire che è capace di aiutare gli altri. E l'uomo è grande nella misura in cui è capace di compromettersi per tutti i condannati all'ingiustizia, alla fame, alla solitudine, allo sfruttamento, al disprezzo, alla diffamazione, al dolore e all'insicurezza. Maestro, che cosa devo fare per salvarmi? Se vuoi salvarti, occupati degli altri. Spacca il guscio del tuo egoismo. Vergognati della tua felicità solitaria. Esci da te stesso e ti ritroverai. Se vuoi salvarti, perditi per gli altri, caricati della croce degli altri, come il Samaritano e il Cireneo. La strada di Gesù, del suo martirio, si incrocia con quella della disperazione di Giuda. Satana era entrato dentro di lui. Quello che devi fare, fallo presto. Ho peccato tradendo sangue innocente. Hai peccato. E a noi cosa importa? E a noi cosa importa? Meglio sarebbe stato per lui che non fosse mai nato. Amico, Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Lui ti aveva steso le braccia per salvarti, amico. tu sei fuggito e hai scelto l'abbraccio mortale dell'albero. Egli ti inseguiva per fermarti. Tu ti fermasti per non incontrarlo. Con la tua morte hai sconfitto la sua misericordia. Ora egli ti guarda e piange l'impotenza dell'amore.